Rosina, allora, quello che ci ha descritto Rigobon è l'operazione baciata, che non ha nulla di romantico. Fosse in un altro contesto, uno direbbe che c'è del marcio in Danimarca, nel senso che alla fine è chiaro, era un meccanismo quasi di forza, da un punto di vista anche legale, forse c'era un confine abbastanza sfrangiato tra legalità e illegalità, cioè io vado a chiedere dei soldi e mi obbligano per avere dei soldi a comprare qualcosa di farlocco. Guardi, lei mi trascina immediatamente La voglio far arrabbiare subito, nel cuore capisce? dell'argomento. Io vorrei che ci spostassimo dagli effetti alla causa. Io credo che questi effetti che si sono determinati abbiano delle cause apparentemente tecniche ma soprattutto politiche, perché io partirei dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che sento poco mia soprattutto perché è quotidianamente violata da chi dovrebbe garantirne l'attuazione e il rispetto. La Costituzione italiana all'articolo 47 regola sia la raccolta sia il risparmio, che dice la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio, e poi dice che disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, che è l'attività bancaria, no? Infatti le banche si chiamano anche istituti di credito, perché di credito, da credere, dalla parola credere, quindi dalla loro attendibilità, e l'attendibilità e la garanzia quindi della banca evidentemente viene data anche se i soggetti che sono deputati al controllo dell'attività, quindi alla disciplina, al controllo e al coordinamento dell'attività, fanno il loro dovere. Quindi andiamo subito al cuore del problema. Il cuore è politico, non è solo tecnico, non è solo i reati che hanno commesso e sono gravissimi e andranno puniti per questo amministratori, sindaci e quant'altro delle banche. Era una sorta di strozzinaggio. Ma peggio anche, ma a me interessa relativamente, perché ci perdiamo dalla valutazione corretta del problema che abbiamo di fronte, gravissimo. È in primis una questione politica, ovvero mancato esercizio del controllo, che spetta a soggetti ben precisi. Al vertice di questi ci sono Banca d'Italia, che ha una responsabilità straordinaria perché può intervenire, o meglio, poteva intervenire in qualsiasi momento nella sua attività specifica, e non lo ha fatto. Tra l'altro, io devo dirlo perché merito all'impegno, gli amici di 5 Stelle, mi pare proprio nella giornata di mercoledì, hanno fatto al Parlamento europeo una conferenza stampa, tra l'altro nella massima espressione dei loro vertici, per denunciare prove concrete, tra l'altro, di inadeguatezza e di mancato intervento, quindi di mancato controllo da parte della Banca d'Italia. Una inettitudine non casuale, una responsabilità. Non sarà che alla Banca d'Italia ci saranno delle persone messe lì a piacimento di Io non dico questo, no, non sono così. No, glielo chiedo. Io non amo essere portato così a generalizzare. Io dico che, per esempio, gli amici 5 Stelle che hanno denunciato questo fatto e che noi di Indipendenza Veneta abbiamo rilanciato perché era un fatto documentato, dimostra che la Banca d'Italia è rimasta assente a fronte di segnalazioni gravi, di violazioni clamorose che potevano essere immediatamente represse. Quindi c'è un responsabile, è un responsabile della Banca d'Italia, e poi vedremo, se mi consente, anche il governo, che con la sua azione, con la passiva azione di attuazione di quelle che sono le discipline del BCE, ha dato di fatto lo stacco a una realtà che è stata governata malissimo. Adesso noi dei conti, ci sarà stato qualcuno? Soprattutto perché quelle, chiedo scusa, sono anche soggetti a mio avviso aggredibili in via giudiziaria, perché che si muovono con garanzie fideiussorie e assicurative, altrimenti non avrebbero potuto svolgere il loro ruolo e la loro attività di certificazione, e quindi Banca d'Italia e società di certificazione dovrebbero essere portati in giudizio perché rispondano dei danni che sono stati arrecati. E ci sono tutte le situazioni attraverso le quali un azionista trombato, scusatemi il termine, se qualcuno può dire sfiegato, io posso dire questo termine, forse di sabato sera sì, può rivalersi e in qualche modo pensare di poter avere qualcosa indietro. Ma io credo che l'azione restitutoria, l'avevo già prospettata all'Assemblea di Popolare Vicenza, sia un obbligo
oltre che una possibilità, nel senso che adesso che la banca praticamente è stata respinta anche dalla borsa proprio perché non ha i presupposti per poter entrare, per presentarsi in borsa, io credo che ci siano tutti gli elementi sia sul piano penale, e qua la Procura di Vicenza ha una responsabilità enorme perché ha già denunciato di non avere i mezzi, soprattutto il numero di magistrati sufficienti per condurre le indagini, sia sul piano civilistico perché evidentemente Banca d'Italia e società di certificazioni vanno messe di fronte alle loro responsabilità. Questo bisogna dire, è un problema politico e giudiziario. Bisogna questo problema politico, perché dopo mi deve dire chi ha questo problema politico, perché lei ce l'ha la figura dentro la sua testa del problema politico. Allora, Nicola Rossi, lo spiego dopo? No, me lo spiega dopo perché il meglio ce lo teniamo alla fine, facciamo suspense per il telespettatore, dice ma voglio sapere chi è. Senta, Morosini, Indipendenza Veneta, allora il bambino veneto, ma anche delle regioni limitrofe, perché poi noi raggiungiamo il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, e al bambino piccolo, quando al bambino insomma veniva regalata la busina, cioè il portamonete gli si insegnava a risparmiare fin da piccolino, la monetina, la roba, la mancetta della nonna. Ecco, adesso non è più così. Adesso nasce con un fardello sulle spalle di 35 milioni di debito pubblico. A parte questa è la realtà. E gli danno queste banconote da 500 euro che non servono neanche più a niente, è chiaro. Che non sono più stampati adesso, dal 2018 mi pare. Bene, e che poi non erano neanche validi in alcuni paesi. A questo punto il telespettatore, il risparmiatore che ha questi soldi, chiaramente si pone la domanda dove metterli. Compra delle case, con la valutazione che ci possa essere le case, gli viene in mente di comprarsi un capannone? No, non fate questa scelta, la scelta. Dove li porta? Le Cayman, questi 20.000 euro, il TFR, dove se lo porta? Morosini, dove lo diamo a lei? Ha sbagliato a farmi una domanda così provocatoria, perché io starei sulla situazione, su quelle che sono le ragioni, come le accennavo prima, politiche che hanno portato a questo dramma. Innanzitutto, per risponderle comunque per la cortesia, io credo che non ci siano molti risparmi tra le famiglie, perché ormai un po' tutti stanno attingendo alle riserve e siamo di fronte a una crescente povertà. Io ho visto anche tra coloro i quali avevano questi risparmi investiti nelle banche Popolare Vicenza e Veneto Banca piangere alle assemblee, quindi vuol dire che la situazione è estremamente grave. Credo che, ripeto, dobbiamo tornare, per fare un utile servigio nella comunicazione, a capire cosa è avvenuto. Innanzitutto a dissipare una credenza che viene presentata come un valore tecnico, ovvero che il gigantismo bancario è una ragione di garanzia. Come dice la BCE, no, io distinguerei tra la banca di grosse dimensioni o gigantismo bancario da quella che è la solidità della banca. È la solidità da un lato e il controllo di chi è deputato appunto al controllo delle istituzioni bancarie, che deve assicurare il risparmiatore. Perché chi parla di gigantismo bancario della BCE è già stato smentito proprio col caso della Lehman Brothers, è un esempio di gigantismo bancario che ha dimostrato appunto l'infondatezza dell'assunto. E poi all'americana, too big to fail, no? Più grande è, più difficile che fallisca, è dimostrato l'esatto contrario. Poi dal punto di vista politico, perché a me interessa questo, altrimenti questi eventi possono ripetersi. Politica, me lo dica, perché siamo a un certo punto di una certa ora di sabato in cui possiamo raccontare la verità, cari telespettatori. Guardi, io analizzo sempre quello che è avvenuto per evitare che possa ripetersi con effetti devastanti come quelli. Allora, la BCE dice, in nome del gigantismo bancario, non ci vanno bene le banche mutualistiche o popolari sul territorio, bisogna passare alle società per azioni, quindi dal voto capitario, cioè pro capite per persona, al voto per quota di capitale, quindi per entità di possesso della banca. Tutto questo non era un male in sé, però è stato fatto in fretta e con modalità inadeguate e poi peggiorato dalla politica. Lei pensi che il decreto, con decreto legge del 24 gennaio 2015, il governo ha dato attuazione alle disposizioni della BCE e questo decreto, già di per sé così frettolosamente concepito, è stato approvato con il voto di fiducia, quindi senza il dibattito dell'organo parlamentare, l'organo legislativo, che ha una funzione importante.
importante. Tutto questo non può essere dimenticato. Non è vero. Come non è vero? È stato approvato col voto di fiducia. Sì, perché l'hanno discusso 2 mesi alla Camera, è stato discusso in modo molto ampio, poi è arrivato in Senato e si è messo la fiducia, ma si è discusso in modo molto approfondito. Questi erano informati, non erano come i prospetti bancari. Allora, poi tenga presente, altra considerazione, comunque con il voto di fiducia, al di là dell'interpretazione, e l'altro aspetto è che i tempi per il passaggio delle banche mutualistiche alle SPA non erano certamente adeguati. E poi consideri un'altra cosa che a me pare indice e significativa di un altro aspetto, che non si è voluto eliminare tutte le banche di credito cooperativo o mutualistiche meglio, o popolari, perché si è dato il limite degli 8 miliardi, cioè come dire, fino a 8 miliardi di euro di attivo tu puoi fare quello che vuoi. Se superi gli 8 miliardi di euro, e le due banche Venete Popolare Vicenza e Veneto Banca giravano intorno ai 50 miliardi, tu sei una banca che evidentemente mi controlla troppo il territorio, una banca troppo vicina al territorio, che mi sfugge a quelle che sono le politiche bancarie, che poi fallite queste due banche no, dalla Zuanna, erano già fallite queste due banche, è che non si vedeva perché lo nascondevano. Allora perché mancava il controllo della Banca d'Italia? Ma non possiamo dire che le ha fatte fallire il governo facendo la cosa, ma cosa stiamo dicendo? Dei banditi da un lato e dei banditi dall'altro, allora, quelli tutti di carattere banditi tecnico-amministrativo e degli altri. I banditi dall'altro, aspetta, chiariamo, perché insomma non si può dire controllo e non lo ha fatto, è responsabile giudiziariamente. L'Italia che mandava warning. Non andiamo ad affievolire quella che è l'evidente, patente, grave, conclamata responsabilità politica, come è evidente ma politica ormai del grave governo Renzi? la responsabilità La politica del governo Renzi? Ma certo, una scelta irresponsabile. Si è messa a fare qualcosa su ste robe, dai. Dico solo una cosa, Zuanna, io ti ho lasciato parlare. Non ha saputo, per esempio, porsi in maniera dialettica con la BCE. È stato un passivo, remissivo, prono, supino, mettetelo come volete, a seconda se vi piaccia davanti o dietro, esecutore degli ordini della BCE, viva Dio. Mi perdoni, siamo di sabato sera. Siamo di sabato sera. Morosin, cosa c'è che non funziona in quello che diceva la Zuanna prima? Anche la Mandurina ha detto no, queste sono realtà, il governo Renzi ha fatto. Guardi, io credo che se vogliamo parlare di quello che ha fatto il governo Renzi rispetto alle banche, lui è stato un mero esecutore, come dicevo prima, di quelli che sono stati gli ordini del BCE. Ma non poteva fare altro non so se potesse, se gli arriva la direttiva europea, perché quella i rilievi che fare. ha fatto la collega qui in studio del Sole 24 Ore sono anche corretti in sé, quando dice che la situazione imponeva di agire con una certa urgenza, ma c'erano anche altri strumenti, per esempio il passaggio alle SPA doveva essere gestito, il controllo doveva essere molto rigoroso, già dal 2012, ma allora il governo avrebbe potuto attivarsi con Banca d'Italia o con altri strumenti a sua disposizione o anche l'autorità giudiziaria, se c'erano già fatti conclamati di responsabilità. Io credo che i tempi, per esempio, per il passaggio dalle società mutualistiche o popolari alle società per azioni potevano essere diversi. Ovviamente quando questo viene fatto in fretta è venuto anche allo scoperto una realtà gravissima di malagestio nei consigli di amministrazione di queste banche, per i quali peraltro c'è c'erano in questi consigli di amministrazione, cioè che personaggi c'erano proprio quegli della politica, molti degli graditi in seno alla politica, imprenditori che comunque si potrebbero anche fare dei nomi, ma io vorrei che li facesse qualche fondazione. Sì, vorrei che i nomi si potrebbero anche fare, qualcuno era anche in piena sintonia, sempre col governo di turno, in particolare anche con il governo Renzi, anche nella Popolare Vicenza, a braccetto. Io mi ricordo per esempio che Zonin ha mandato il direttore generale Sorato alla cena di Renzi a Milano perché c'era il contributo. Tutte queste cose qua non si dimenticano, c'è stata una collusione, un legame per omissione magari. Voglio essere generoso, sarà la Procura della Repubblica di Vicenza a dire se debbono o meno tintinnare le manette. Io sono un garantista, tra l'altro, facendo l'avvocato, sono sempre dalla parte di chi difende, però di fronte alle responsabilità conclamate bisogna dare, come ha chiesto Cappelleri, procuratore capo di Vicenza, più magistrati, non uno solo, ma ce ne vogliono almeno 50, ho detto io in assemblea, perché in 6 mesi
che sarebbero i tempi che il codice di procedura prevede per la conclusione delle indagini, si arrivi alle manette. Perché ma in galera in Italia per reati finanziari ci sono 200 persone, negli altri paesi ce ne sono tantissime. Cosa? Non ho capito. Persone per reati finanziari nel nostro paese ce ne sono 2. Ma stiamo al caso concreto, altrimenti, chi andrà altrimenti dentro? fuggiamo dal Nessuno. problema. Nel caso Chi andrà concreto, dentro? Nessuno. vi sono reati, secondo la comunicazione della Procura Repubblica, prevedono l'arresto. Ecco, io credo che vi sia soltanto un'attesa per identificare correttamente i responsabili, ma scatteranno le manette. Da qui a 6 Ma non mesi c'è qualcuno dubbio lo andiamo a trovare a 2 palazzi che fanno sta ragione ve lo io inquadriamo. che sono un garantista non sono felice che venga arrestato qualcuno, vorrei che la politica mettesse la procura nelle condizioni, le istituzioni, il Ministero della Giustizia, di poter compiere in tempi rapidi le indagini e consentisse ai danneggiati di potersi ristorare del danno subito nei confronti di tutti i responsabili, primo Banca d'Italia, poi società di certificazione e poi anche in terzo luogo quegli amministratori e i sindaci delle banche che hanno compiuto dei reati che sarà l'autorità giudiziaria ad accertare in che termini, con che grado di responsabilità o meno sono stati commessi e quindi devono rispondere. Se noi andiamo a chiedere a chi ha mezzi, Banca d'Italia e società di certificazione, che ripeto operano in forza di garanzie fideiussorie. Io la capisco la sua discussione, ma vanno dentro se no saranno solo chiacchiere. Voglio fare la maga, stasera dai sabato sera mi ispira così. Allora, vanno dentro, escono dopo poco, hanno un bravissimo avvocato, Morosin, e non pagano nulla, perché comunque tra questo e quello e quell'altro staranno dentro un anno, poi incensurati e questo e i risparmiatori non avranno nulla, non vedo nulla nel futuro, non vedo niente. Questo io temo, c'è una giustizia italiana. Invece io vorrei una giustizia efficace, rapida, seria, garantista, perché altrimenti non è giustizia, però anche in grado di individuare i soggetti che possono esercire. Se c'è responsabilità della Banca d'Italia devono essere presi provvedimenti, o è il Santa Santorum di cui c'è paura di mettere le mani avanti. L'hanno denunciato, lo dicevo all'inizio, gli amici 5 Stelle mercoledì scorso al Parlamento europeo e hanno individuato hanno dimostrato, hanno esibito dei documenti che attestano la responsabilità Banca d'Italia. Ma che Italia è chiamata a rispondere? Certificano. E allora siamo tutti dell'UNESCO, perché se viene al centro di Padova, di Vicenza, piuttosto che al centro di Udine, sa quante attività commerciali non sono chiuse vicino a monumenti di prestigio. Allora è tutto UNESCO, qui è chiaro. Vuole provare ad andare bisognerebbe incentivare l'economia del paese, ma se tu ti sei venduto la chimica, ti vendi l'agroalimentare e altre cose, allora qui sì che il governo deve essere incisivo. L'agroalimentare, altro che venduta, è una delle cose che va meglio in questo periodo, se devo dire la verità. Vediamo come va. Andassero più nelle zone industriali, nelle zone artigianali e nelle zone commerciali dei centri storici per capire com'è la situazione. Qualche giornale locale sta facendo un'indagine su Mestre e dà dei dati devastanti. Un disastro. Esatto, 1 su 5 chiude, ma non perché subentra un altro, chiude e basta. È tutto patrimonio dell'UNESCO. Allora, dobbiamo trarre una conclusione, altrimenti una lamentela e a me non piacciono le geremiadi. Io dico semplicemente che qui bisogna pensare a una diversa tassazione, perché è una tassazione giugulatoria, forsennata, vergognosa, sproporzionata, in un momento in cui l'economia avrebbe bisogno di ossigeno. 18% le andrebbe bene? Ma io credo, 15 fisso per tutti, io credo cosa? Che le battute non mi sono mai piaciute. Chi parla di flat tax al 10% fa populismo. Io dico semplicemente che una tassazione che arriva al 43% è semplicemente una rapina, e qua c'è gente che muore di tasse. Questa è la realtà drammatica in questo momento nel Veneto. Muore di tasse e muore di debito pubblico. Lei mi chiedeva prima cosa fa un bambino con i risparmi. Un bambino nasce con 35 milioni di debito, quindi non diamo un futuro. 30.000 euro a testa per ogni bambino. È la realtà. Allora, per ogni bambino che è nato questa sera, spero tanti, visto che abbiamo una denatalità importantissima in Italia, e sappiate sono 30.000, quindi cosa si dice, se nasce un bambino ogni minuto, se nasce in Italia, ai poveri genitori. E poi sull'euro, se posso dire, certo. che volevo dire una cosa. No, perché ecco che ne esce l'anima dell'indipendenza. No, io sono sempre osservatore e critico, ma attento. Per quanto riguarda l'euro, una delle incongruenze, non è una mia valutazione, ma è di grande, penso, famoso quantomeno economista Modigliani,
appena uscì l'euro, mi ricordo che il Corriere pubblicò un editoriale dove lui disse: siamo di fronte a un'anomalia storica senza precedenti, abbiamo una moneta senza lo Stato. E una moneta senza lo Stato, l'euro, vuol dire... Cioè gli Stati Uniti d'Europa... Ma io dico sempre Anche con Modigliani. e anche con Modigliani. Vabbè. Con gli Stati Uniti d'Europa? Allora, no, il problema è che Questo? il Parlamento europeo non è un Parlamento legiferante e quindi non c'è il controllo a mezzo della sovranità popolare di quella che è l'attività della BCE, c'è un controllo tecnico. Infatti il Presidente della BCE, Draghi, quando va in Parlamento riferisce, informa la Commissione, informa i Consigli dei Ministri, ma sostanzialmente opera in modo quasi disarticolato rispetto al vero controllo di sovranità che una moneta dovrebbe avere. Quindi, come diceva Modigliani, Ma allora chi ci controlla? siamo in un paradosso storico per cui abbiamo per la prima volta nella storia dell'uomo, della moneta, quindi della pecunia, del mezzo di scambio che è considerato da un pezzo di carta a un pezzo di ferro, uno strumento che non è controllato da nessuno. E Questo è il anche punto. lì che bel cambio, E 1936,27. Vuole fare il mercato unico dei che capitali. Poi l'altra Sta lavorando cosa per quello, che è molto approvo. importante per capire bene anche questo è che purtroppo più che noi lontani dall'Europa è che l'Europa sta somigliando sempre più all'Italia, sta diventando un moloco burocratico poco utile ai cittadini. Alla lunghezza Questo del cetriolo, è un al altro colore della banana. È un altro profilo per cui io sono tristamente preoccupato. Ma io la questione banche, io voglio rasserenare i telespettatori, siamo verso insomma la conclusione. Dico, io insisto, recuperiamo un 30%, un 40%, un 50%, Morosino scuote la testa che vedo che fa no. No, se non agiamo contro la Banca d'Italia e le società di certificazione. Quello è l'unico spazio dove abbiamo una possibilità Ma non di mi andare a toccherà mica discutere. fare un procedimento penale, pagare un avvocato, vero? No, guardi, il proposito è diventato un po' patetico che la Regione Veneto ha stanziato una somma pari a €1,5 per ogni diciamo azionista o risparmiatore danneggiato che voglia far causa alle banche o a chi è responsabile. Anche questa è dimostrata un'azione poco pensata e poco seria. Ci vuole un'azione, io mi auguro, della magistratura rapida, come prevede il codice, con garanzie per tutti, questo è fondamentale, guai al giustizialismo, però implacabili sul piano risarcitorio. Io pretendo che tutti i danneggiati in buona fede, perché i grossi pesci se ne sono già fuggiti, sono rimasti i piccoli, la povera gente che è stata danneggiata o come risparmiatori o come azionisti loro malgrado. Allora,